fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio per i tumori del polmone. All'interno di ogni sigaretta vi sono centinaia di sostanze cancerogene che, una volta inalate, provocano un'infiammazione cronica e una trasformazione delle cellule dei bronchi e del polmone in cellule tumorali. Pensiamo che se non vi fosse l'esposizione al fumo, il 90% dei tumori polmonari non sarebbero diagnosticati ad oggi. La prevenzione del tumore del polmone oggi si può attuare attraverso delle strategie di prevenzione primaria che si rivolgono a dei soggetti sani e che quindi vogliono evitare di contrarre la malattia, riducendo il fattore di rischio principale che è il fumo, quindi campagne di sensibilizzazione ed altre strategie per ridurre i consumi di tabacco. Dall'altra parte le strategie di prevenzione secondaria, quindi di diagnosi precoce. Nello specifico quello che oggi si fa un po' in tutti i paesi europei, abbiamo portato avanti anche qui in Italia con il programma RISP, è un programma di diagnosi precoce attraverso TAC spirale a bassa dose da ripetere annualmente o biannualmente in soggetti ad alto rischio per fascia d'età tra i 50 e i 70 anni e abitudine tabagica consistente. Questo mira a fare più diagnosi in stadio precoce, a portare quindi alla guarigione della malattia e quindi a una riduzione conseguente della mortalità cancro correlata.